Bene, oggi vi farò vedere come si fa il pane, diciamo la prima fase, la preparazione della pasta e l'impastamento della pasta. Allora, siccome noi qua siamo in montagna, come potete vedere il camino, ho un forno abbastanza piccolo e dunque non posso fare più di tanto. Oggi utilizzerò 1 chilo di farina, 1 chilo di farina, questa qui è semola di grano duro, semola di grano duro, e siamo già 500 grammi di semola di grano duro. 750 grammi di semola di grano duro. Purtroppo qua non ho trovato la confezione da 1 chilo. Ancora farina, che arriviamo a circa 1 chilo e 250 grammi di farina, perché questa qui non la userò tutta. Facciamo circa la metà. Così. 1 chilo, 250 grammi di farina e circa 800 grammi di semola per oggi. Lasciamolo un po' perché mi serve per dopo. Poi abbiamo sale, circa una tazzina di sale e una tazzina di olio, che se lo sa mia mamma, poverina, mi si rivolta nella tomba perché lei non ha mai usato l'olio nel pane. Però facendola nel forno elettrico, l'olio gli dà un po' di colore, un po' di croccantezza. Insomma, non è forno a legna, ragazzi, io non è che posso. Incominciamo a mischiare il sale nell'acqua, lo facciamo sciogliere bene, e ce la portiamo in zona lavorazione. Poi su questo pentolino, importantissimo, vi ricordo che l'acqua non deve essere né troppo calda né troppo fredda, diciamo che attorno ai 18, 19, 20 gradi, dove scioglierò lievito. 20 grammi di lievito, ce lo sciolgo dietro, più a occhio e croce un altro 10 grammi, per un totale di 30 grammi di lievito. Almeno, mi sembra che sia così. No, erano 25 grammi, dunque sono 35 grammi di lievito. Faccio sciogliere bene. Si deve sciogliere proprio tutto nell'acqua. Si deve sciogliere, Ascoltate, vi dico una cosa in confidenza. A me la Benedetta Parodi e quell'altra lì, come si chiama? Antonellina e quell'altra lì che c'è la voce che lavora con Antonellina. Mi fanno una sega. No, non lo volevo dire. L'hai detto tu, Mischiamo gli ingredienti. Ecco, cominciamo a mettere un po' di acqua. Adesso guardate che mi sono lavato le mani, Prima ho fatto la pipì, però mi sono lavato le mani. Vieni qua tu che lo stai facendo, vieni qua che mi butti ieri. Forza Cagliari, cerca di fare qualcosa, E spostami un po' quella pentola perché mi rovina la visuale. Butta dentro. Tutto. Assieme? Butta. Buttami quell'olio lì. Tutto? Butta. Ecco. Ripeto, questa è una ricetta che faceva mia mamma. Io ho utilizzato farina e semola, diciamo il rapporto di 2 a 3. Ma come vi ho detto, mia mamma non si sarebbe mai sognata di utilizzare l'olio.
perché non so perché. Se lo sapesse non saprei come reagirebbe. Non glielo voglio far sapere comunque. Io lo metto, ve l'ho detto, perché nel forno elettrico ho constatato che un goccino d'olio male non li fa. Ora, signora Carla, tesorino, buttami un altro po' di farina qua. È vero che la quantità ci può stare, è troppo morbida. Su. Lasciane appena appena, eh. Ok, va, no, non tutta, lasciami un po'. Pasto. Aspetta. Pausa. È in pausa. È in pausa. Per vedere anche queste cose. C'è scritto. Ok, Bene, adesso lo andiamo a girare bene sul tavolo. Un po' di farina per fare il solletto, mettiamo l'impasto sul tavolo, ecco qua, mettiamo questo e cominciamo a lavorare la pasta. Questo tavolo qua balla un po'. Tesoro, fammi sparire un attimino quella pentola lì che non mi serve più. Sì, sta uscendo l'acqua. Lo lavoriamo bene. Come faceva mia mamma, buonanima. Ditemi voi se devo venire in vacanza a montagna a fare il pane. Oggi ho fatto minestrone, il sugo. sì, è giusto, almeno mangiamo pane, Ecco pane qua. fatto in casa, casareccio. Faccio il pane perché qua in montagna di pane, ve lo posso dire? Lo posso dire? Cioè non lo dico, dai, diciamo che qua in montagna, il pane che fanno qua in montagna non mi soddisfa e allora mi do da fare io. Fermone lì. Quanto siamo? 7 e 21. Dai, ce la facciamo. Madonna, come si muove sto tavolo, come mai? Il picchiato qui. E che bisogna stare attenti perché se sta fermo tanto Sì, si stoppa e basta, poi bisogna farne un altro. Allora dovresti fare ogni tanto, lo fai ripartire e lo rifermi subito. Bisogna lavorare la pasta per circa... hai finito? Allora, questa pasta qua bisogna lavorarla in questo modo come sto facendo per circa una ventina di minuti, per far sì che la pasta sia bella, omogenea e compatta. Ora, in commercio la tecnologia ci ha dato l'impastatrice. Per esempio mia cognata Santa, lei usa l'impastatrice, ma per carità il mio pane 4-0, 4-0. Faccio vedere io il risultato. A parte il fatto che il risultato di come ho fatto il pane, di come l'ho sfornato, l'avete già visto, lo potete vedere nei filmati pubblicati da me su YouTube. Ok, io sto lavorando ormai, tenete presente, non è che ho filmato tutto, sono più o meno 20 minuti che sto lavorando la pasta. Ora, direi che sarebbe giunta l'ora di farla riposare. Come vedete la pasta è bella lavorata. Allora, faccio un rotolino, perché questa pasta qui adesso bisogna farla riposare, intanto che io pulisco tutti gli attrezzi e mi metto, diciamo, in ordine. E riposa per un'altra ventina di minuti, prima di fare le forme del pane, come già avete visto negli altri filmati. Mia mamma ci ha insegnato, io non so, guarda, se questo può essere, non può essere, quella buona riuscita del pane. 3 croci. Questa la mettiamo qua, sul posto, copriamo, coperta. Buonanotte. Coperta. Ecco qua. Io intanto che
pulisco gli attrezzi e tutto, il pane riposa, dopodiché farò le formine. Vi ripeto che qua siamo in montagna, neve non c'è neanche una traccia e invece di andare a sciare mi tocca fare il pane. Con questo vi saluto, non vi posso dire di più perché i segreti ci sono, però scusate, sono coperti da copyright.